Lo starter richiama nuovamente i concorrenti per questa settima corsa dopo la partenza richiamata. Ripetiamo lo schieramento con l'1 Xenox B, 2 Zoji MG, 3 Zarparlante, 4 Zarina York, 5 Zeltoega S, 6 Atlantic Pan. Seconda fila 7 Alcatraz Griff, 8 Axel Nib, 9 Another Warmo, 10 Guyan Deliton, 11 Asio P, 12 Zeppo Lenart Ongi. Molto più compatto stavolta l'allineamento. Stacco della macchina, veloce Zoji MG, al suo esterno Zarparlante e Zarina York. Sono in tre su una linea, da dietro parte bene Axel Nib sulla curva, rimane davanti. Squalificato. Zoji MG con Andrea Vitagliano, Zarparlante al suo esterno, poi ripiega terza Zarina York, rompe Zarparlante sulla curva, 200 metri in 13,9. 3 Zarparlante squalificato. Con Zoji MG che conduce davanti ad Axel Nib, partito bene dalla seconda fila, Zarina York si è accodata terza, poi vediamo Xenox B in quarta posizione, 400 metri in 29,2. Siamo sulla seconda curva, sempre in vantaggio Andrea Vitagliano con Zoji MG, la figlia di Duke of York. Tanto vediamo che Nicola Bortolotti anticipa e si pone all'esterno della battistrada dopo 600 metri in 45,6. Axel Nib all'esterno cerca già di passare dopo un giro, si trascina Xenox B. Poi all'esterno anche Alcatraz Griff davanti a Guyan Deliton che viene infilata di dentro da Atlantic Pan, fase molto delicata con il 4 che Zarina York rompe, quindi è passato in vantaggio Axel Nib con Nicola Bortolotti. In seconda posizione è Xenox B, intanto i cavalli arrivano al chilometro passato in 1,15,8, poi via via tutti gli altri, ma davanti Axel Nib è ancora tonico, si prepara però Xenox B, sposta all'esterno ora Fabrizio Faedi, siamo a 400 metri dalla conclusione con la retta di là passata in 15,1, cavalli a metà dell'ultima curva con Xenox B che è sempre più pressante all'esterno di Axel Nib che cerca di difendersi. Siamo sull'ultima curva che viene passata in 16, i cavalli sono tutti un po' stanchi, ma Xenox B ha preso la meglio, sta stando al largo anche il numero 6 di Atlantic Pan, di dentro invece c'è Alcatraz Griff, ma Xenox B viene a vincere nettamente su Atlantic Pan, mentre al terzo il 7 di Alcazar Griff. Quindi vittoria per Fabrizio Faedi, Xenox B, il figlio di Equinox B, il colore e il training di Nicoletta Ravaioli che vengono a vincere questa settima di Cesena. Rivediamo la lotta per le piazze. Qui ancora Xenox B che passa primo sul traguardo. Il secondo posto è del numero 6 di Atlantic Pan davanti ad Alcazar Griff, mentre per il quarto è ancora Axel Nib. È tutto per la serata di questa sera. Ricordiamo i prossimi appuntamenti a Cesena sono per venerdì e sabato prossimo.